Buonasera a tutti ragazzi, come vi dicevo è saltata un attimo la linea, quindi abbiamo dovuto rifarlo questo video. Già in questi giorni ragazzi è caduta la prima neve, quindi già ci sono state abbondanti, diciamo, nevicate su tutto l'arco alpino. Quindi adesso arriverà un altro carico di neve che porterà neve anche a bassa quota, quindi diciamo che già da oggi cadrà copiosa su gran parte del Triveneto e intorno ai 1000 metri, diciamo in località come Madonna di Campiglio, Canazei, Solda e Cortina d'Ampezzo. Si registrano tanti disagi ragazzi pure in Val d'Aosta, in Piemonte, Veneto e Alto Adige, perché la neve giustamente ha piegato gli alberi o ha abbattuto comunque temporaneamente la circolazione delle auto. Comunque rimane nelle ore che proseguiranno l'allerta rossa, ragazzi, della Protezione Civile nell'Alto Veneto, quindi in provincia di Belluno, quindi per possibili dissesti idrogeologici. La Dama Bianca, infatti, è prevista anche che cadrà nel corso del weekend, specie nella giornata di sabato e nella prima parte di domenica. Quindi ci saranno tante nuove insidiose bufere sull'area alpina del nord-est, sulle Dolomiti e comunque può tranquillamente anche nevicare a bassa quota. Quindi, come ho detto prima, Madesimo, Livigno, Valtellina, Trentino, Alto Adige, Piemonte, in Alto Piemonte addirittura più di 1 metro, quindi a Bolzano più o meno sui 15 centimetri. Quindi in effetti dalle alcune foto che sto guardando dalle webcam ci sta tanta neve, quindi Corvate sulle Dolomiti, Arrabba è sommersa della neve, Domodossola in Alto Piemonte, quindi sto guardando le sky live, diciamo, della neve dove l'ha fatto, Macugnaga sotto il Monte Rosa, sommersa interamente, poi ci sta Sappada, è piena di neve, quindi ragazzi, davvero la neve, diciamo, ha colpito quasi ovunque, quindi se volete andare a vedere sulle Skype, diciamo live, le webcam che fanno vedere le località, diciamo, dove sta la neve, potete farlo ragazzi e vedete quella in tempo reale in effetti, quindi vedete la Valtellina, diciamo Cortina d'Ampezzo, Canazei, basta scrivere su Google webcam, che ne so, Canazei, webcam Val d'Aosta e vedrete la diretta, diciamo, in tempo reale. Comunque, il sito si chiama Skylin, ve lo dico così perché così lo scrivete bene. SKY Line. Andate lì ragazzi e potete vedere le webcam, diciamo, delle zone più che ha fatto la neve, quindi Domodossola, Piemonte, ma un po' dappertutto. Quindi ragazzi, massima attenzione anche per sabato e domenica perché la neve cadrà ancora copiosa, quindi vabbè che voi già state organizzati per la neve, già con le ruote sicuramente già termiche, con le catene, quindi penso che a nord già siete attrezzati per questa, diciamo, cosa che accade ogni anno puntualmente, quindi è inutile che ve lo dico. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona serata e ci sentiamo più tardi. Buona serata a tutti.